Sono Stefano Sartori, sono un pediatra, un neuropediatra, professore associato di neuropsichiatria infantile e in azienda Ospedale Università di Padova coordino il servizio di neurologia e neurofisiologia pediatrica. Ma molte volte ci viene chiesto di cosa si occupi la neurologia pediatrica. Diciamo che la neurologia pediatrica è una branca della medicina pediatrica con importanti rapporti con tutte le altre discipline pediatriche e si occupa delle malattie del sistema nervoso centrale, chiamiamolo del cervello, e del sistema nervoso periferico, che sono appunto i nervi e i muscoli principalmente. Difatti anche nel bambino purtroppo il sistema nervoso centrale e periferico possono essere oggetto di malattia e proprio di queste malattie si occupa il neurologo pediatra, il neuropediatra, e il nostro servizio si dedica proprio alla diagnosi, alla cura e al follow-up dei bambini che presentano malattie neurologiche. Nell'ambito della patologia neurologica pediatrica ci sono anche delle patologie molto comuni, una di queste è rappresentata dalla cefalea. In azienda Ospedale Università di Padova, nel nostro servizio, opera uno dei maggiori esperti nazionali e di fama anche internazionale in questo ambito, che è la professoressa Irene Toldo. Lei segue all'interno del nostro servizio e per l'azienda Ospedale Università di Padova il programma di diagnosi e cura della cefalea in età evolutiva. Voi sapete, la cefalea è una patologia molto comune, molti bambini lamentano comunemente la cefalea, fino al 7-15% della popolazione pediatrica, in base poi con delle percentuali che variano in base all'età. Una quota importante di questa cefalea è rappresentata dalle cosiddette cefalee primarie, in cui la cefalea è essa stessa la malattia, sono l'emicrania, la cefalea tensiva, in cui è importante fare una diagnosi precisa, escludere eventualmente delle cause secondarie e fornire al paziente tutta una serie di indicazioni comportamentali, di igiene comportamentale, che riguardano la dieta, l'attività sportiva, l'organizzazione della giornata, ma che richiedono anche la scelta, nei casi diciamo più disabilitanti, di farmaci specifici che riducano non soltanto il dolore nella fase acuta, ma nei casi in cui gli episodi sono molto frequenti ci sia anche la possibilità di iniziare una terapia che noi chiamiamo di prevenzione. Nell'ambito della neurologia e neurofisiologia pediatrica abbiamo l'opportunità anche di rappresentare un'eccellenza per alcuni ambiti specifici. Uno di questi ambiti è rappresentato dalla neuroimmunologia. Voi sapete quanto oggi si conosce sul rapporto tra sistema immunitario, infiammazione e malattie del cervello nell'adulto, ma lo stesso vale nel bambino. Il programma di neuroimmunologia pediatrica presso appunto l'azienda ospedaliera di Padova è portato avanti da me e dalla dottoressa Margherita Nosadini, che ha trascorso un lungo periodo anche all'estero, in Australia, in uno dei centri di riferimento internazionale per queste patologie e sicuramente siamo un punto di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura delle malattie neuroimmunologiche e questo ci è consentito per una parte di questo grande ambito anche dalla stretta collaborazione con la clinica neurologica dell'adulto, in particolare con il gruppo del professor Paolo Gallo e faccio riferimento a questo per quanto riguarda in particolare la sclerosi multipla pediatrica, per la quale la nostra azienda è un centro di riferimento non soltanto per la diagnosi ma anche per il trattamento, grazie proprio alla presenza di questi due parti importanti, la parte pediatrica rappresentata da noi, la parte neurologica dell'adulto rappresentata dal gruppo del professor Paolo Gallo. Come neurologi pediatri siamo chiamati, voglio dire, a contribuire alla diagnosi e alla cura di bambini ricoverati nei diversi reparti del Dipartimento Salute Donna
e bambino della nostra azienda. Tenuto conto della prevalenza delle patologie neurologiche e del fatto che siamo un centro di riferimento per tutto il Veneto orientale, ma anche per patologie rare e complesse per l'intero territorio nazionale, ecco, tenuto conto di tutto questo si capisce come i volumi della neurologia pediatrica assistenziali siano particolarmente consistenti. Ogni anno vengono erogati oltre 700 ricoveri, sia in modalità ordinaria di degenza, sia in regime diurno, e ogni anno eroghiamo circa oltre 2000 visite ambulatoriali per bambini che vengono per prime visite o per controlli. Anche l'attività strumentale è particolarmente consistente, nel senso che eroghiamo oltre 2500 esami neurofisiologici, prevalentemente elettroencefalografie, e la complessità di patologia dell'intero Dipartimento di Salute Donna e Bambino fa sì che anche all'interno di questo la nostra attività a favore dei pazienti ricoverati negli altri reparti sia particolarmente voluminosa. Oltre 1000 sono i consulti che in ogni anno e quotidianamente poi noi portiamo nei vari reparti a favore appunto dei colleghi e dei bambini ricoverati presso i loro reparti.